L'Igor Gorgonzola Novara batte 3-0 la Lardini Filottrano e fa sua una partita dalle premesse insidiose. 25-21, 25-17, 25-13. Con questi parziali le piemontesi rispondono al successo di Conegliano e si preparano a mente libera alla sfida di mercoledì 29 gennaio contro la Saugella Monza. È un match, quello di Coppa Italia, che le ragazze di Barbolini vogliono fare loro, così da difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il primo set comincia con l'immediato scatto di Novara, che in un batter d'occhio si trova 6-1. Schiavo chiama time out ed ecco che si vedono gli effetti sperati con la Lardini che trova la parità e addirittura il vantaggio sul 12-13. Le azzurre però non demordono e trascinate dall'MVP Brakocevic, 14 punti per lei, riconquistano le sorti del set chiudendo proprio con un muro della serba. Il secondo parziale è tale e quale al precedente, ancora 6-1 per Novara e panchina di Filottrano che chiama il tempo. Al rientro in campo però Novara è più attenta rispetto al primo set e con concretezza gestisce un parziale che si chiude a favore delle Gorine. Per Filottrano da sottolineare la prestazione di Nicoletti, che però regala il 25-17 finale con un'invasione. Copia e incolla dei due parziali precedenti ed ecco che salta fuori il terzo set. Vantaggio Novara sul 5-1 e Filottrano che prova a mescolare le carte in tavola con Bianchini al posto di Angelina. Ma le marchigiane ormai hanno smarrito convinzione e certezze. Gli errori aumentano a dismisura con Novara che viene agilmente accompagnata fino al 25-13 finale. Le ragazze di Schiavo hanno ora a disposizione diversi giorni di riposo per rilanciarsi nella prossima sfida contro Perugia. È un match fondamentale quello del Palatriccoli contro la Bartoccini Fortinfissi, da vincere categoricamente per allontanarsi dalla zona retrocessione.